Taglia la bolletta della luce del telefono, il carrello della spesa con il minimo indispensabile. Al bando caramelle, cioccolatini, biscottini si pensa alla pasta e meno alla carne. Si viaggia meno, si fuma meno e ci si fanno meno esami sanitari. Persino sui funerali si tende a tagliare. La spending review si abbatte come una mannaia anche sui bilanci familiari. Le famiglie con i figli sono sempre più penalizzate. Insomma, si torna indietro, a guardare anche il centesimo e a pensarci bene prima di spendere. Lo racconta pure Francesca Conte, presidente della Consulta Femminile di Treviso, che si occupa anche del centro di ascolto e di aiuto delle parrocchie cittadine. In tanti, sempre di più a chiedere aiuti, moltissimi gli anziani. C'è una grande richiesta dalle famiglie di non riuscire ad arrivare a fine mese e quindi proprio anche di un aiuto, di un contributo nel pagare bollette, nell'aiutarle nella spesa, e anche famiglie che si sa che non sprecano, che cercano veramente di contingentare le proprie spese. Si arriva anche a casi estremi come quello dell'anziana che, non avendo i soldi per pagare la bolletta del gas, ha trascorso tutto l'inverno ritirata in una stanza con una sola stufetta. C'è chi parla di un ritorno al passato e di consumo consapevole, ma se non entrano i soldi a fine mese il consumo ha poco di consapevole. Se non vengono assunte misure di rilancio dell'economia, che vuol dire innanzitutto dare ristoro alle famiglie, riducendo le tasse, non facendo pagare l'IMU, non aumentando l'IVA, diventa veramente difficile che le famiglie possano spendere e di conseguenza rilanciare l'economia. La crisi non si è creata di punto in bianco e sottolineano la Federconsumatori: o si interviene anche sulle politiche fiscali o il paese si dividerà sempre di più in poveri e ricchi. In questo paese, mentre la stragrande maggioranza della gente soffre la crisi, c'è una parte, una minoranza che comunque si continua ad arricchirsi. E per cui anche da questo punto di vista sarebbe interessante e utile prendere misure che vadano a riequilibrare meglio la distribuzione della ricchezza.